Buongiorno a tutti, io sono Gianmarco Santarpino, benvenuti sul mio canale santarpino.sax in una nuova puntata di questo podcast dedicato alla musica napoletana. Oggi abbiamo con noi un ospite veramente eccezionale, ragazzi, perché per noi appassionati di Napoles Power, di Napolitan Power, è praticamente, per usare un termine nostro, un yammone, il yammo base del Napolitan Power, del Napoles Power, abbiamo con noi veramente un ospite eccezionale, c'è Renato Marengo. Buongiorno Renato, benvenuto. Buongiorno Gianmarco e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie, grazie. Allora, tu sei un editore, produttore discografico, giornalista, insomma il tuo curriculum è veramente enorme. Io, guarda, sono un po' emozionato di parlare con te stamattina. Vabbè, anche io, insomma, di essere ospite d'onore in questo momento. Per vari motivi che puoi ben immaginare. Ehm, la prima cosa che io chiedo un po' a tutti gli ospiti è proprio una definizione di Napoles Power. Secondo te, visto che poi sei proprio l'inventore del termine, che cos'è il Napoles Power? Allora, cominciamo con l'invenzione della parola, perché una parola è un genitivo sassone assolutamente inventato, ovviamente, perché Napole è come lo dice Pino Daniele, no? Quindi Sì. Napoli, Napoli in napoletano. Finto genitivo sassone, apostrofo, Savona, quindi in realtà si dovrebbe leggere Naples, no? Perché Mm. Power viene da Black Power, perché siamo sempre stati attenti sia al movimento, rivoluzionario nero, per l'affermazione dei diritti, così come i napoletani da sempre tendono ad affermare i propri diritti nella propria patria. E quindi Naples Power fu, coniato, intorno alla fine degli anni '60, diciamo, se n'è parlato per la prima volta, io, poi l'ho adottato, l'ho descritto e ne ho formato, ne ho fatto un movimento, con la quando gli showman alla fine degli anni '60 erano già famosi con noi dicevamo che facevano un rhythm and blues, in realtà facevano una loro musica personale, Mm. con Mario Musella con una voce irripetibile, Gem Senese, che poi è diventato leader ovviamente di Napoli Centrale, insomma leader un po' di tutto. E praticamente gli showman sono stati uno dei primi gruppi a, usare anche il napoletano, loro cantavano prevalentemente in italiano, in maniera, chiamiamola rock, cioè Mm. in maniera moderna, in maniera che non fosse quella dei festival di Napoli, delle canzonette, perché inquadriamo subito il periodo e il momento. Allora, sempre con grande rispetto per la tradizione e la grandissima canzone napoletana, che io considero come la musica classica, insomma, no, Certo. O Sole Mio, Una Stella di Santa Chiara, Donna Stupenda, insomma le grandissime canzoni di fine '800, primi '900 e a Mario e tutti i grandi autori, inutile qui, ricordare, Che sono dei sono geni. un grande patrimonio indiscusso. Esatto, però diciamo che, sono stati la base della, melodia e della canzone napoletana, così come anche nella musica classica di insomma dei suoni mediterranei e dei suoni popolari, del Sud Italia, se n'è impadronito, nel senso buono del termine, anche Rossini con le sue tarantelle, eccetera, Sì, nobilizzando un po' questo genere, anche se è nobile di suo perché nasce dalla musica popolare che per me è è la base di nobilissimo. tutto, sia socialmente che culturalmente. Allora, quindi ci troviamo, alla fine degli anni '70 e, come e perché nasce il movimento? Beh, innanzitutto io personalmente sono uno di quelli che, Troisi avrebbe detto emigrante, Mm. perché pur restando, insomma agli inizi ho cavalcato quel po', di cultura d'élite che a Napoli, non so, c'era il Teatro Instabile, c'era Arturo Molfino col Play Studio, c'erano delle organizzazioni, c'era personaggi come Mario Schiano, come grandissimi operatori culturali dell'underground che nasceva. C'era Roberto De Simone che, aveva raccolto insieme ad a a alla Lomax,
grandissimo musicista americano, cacciato via dall'America perché, ovviamente il maccartismo non lo tollerava perché era un vero rivoluzionario. Viene in Italia e, che reputa una delle fonti della musica mondiale, soprattutto il Sud Italia, e con un registratorino comincia a registrare. Si unisce a questo lavoro Roberto De Simone con Diego Carpitella, con Annabella Rossi, e questa è la parte, diciamo, di raccolta. È stato, tesaurizzato con centinaia e centinaia di registrazioni la nostra cultura popolare, cioè Sì, il nasce da un lavoro di Roberto De Simone, lavoro. etnomusicologico, è molto importante. Esatto. È vero che anche, per esempio, io ho raccolto questa curiosità nel corso della mia esperienza, che c'era questo personaggio Praiola, Eugenio Ghellent, che è uno degli autori anche, per esempio, delle strofette di Tamurriata Nera, non so se lo ricordi, Praiola. Sì, certo. Vabbè, questi sono personaggi che, un po' nella città, un po' come i posteggiatori, no, che erano formazioni, di chitarra, mandolino e voce che, di grandi professionisti che vivevano entrando nei ristoranti, cantando e poi raccoglievano, quello che, i clienti Sì. gli donavano. E, questi personaggi un po', popolareschi, un po' come che si confondono un po' con una figura un po' più oleografica, o Pazzariello Mm, napoletano, i Pulcinella, insomma questo c'era una, commistione, diciamo, non completamente omogenea, perché c'era una parte, di, popolaresco, anche un po', commerciale, un po', diciamo un po', da turisti, un po' oleografica, che era quella nella città, però c'era di fatto una componente di musicalità, a mm. Napoli nelle case mia mamma canticchiava, insomma, ehm, si cantava, no, proprio era una tradizione. C'erano anche agli inizi insomma, subito dopo la guerra ancora ci si riuniva da una zia o da una nonna che suonava il pianoforte, si cantava le canzoni, e questo però fa parte della tradizione Questo è delle il punto di canzoni. partenza, no, del Naples Sì, Power, probabilmente. no, adesso ci arriviamo Mm, perché mentre c'era questa atmosfera, dalle grandi canzoni si era passato a canzonette molto più modeste, sì, più un po' leggero. macchiettistiche da una parte, molto consolatorie e, diciamo, con questa famosa cosiddetta filosofia del tira a campare, Mm, che era stata la rovina un po', della, diciamo, delle evoluzioni culturali. I giovani erano lì: "Stai zitto tu, sei ragazzo", cioè mhm, erano ancora tenuti in disparte, mentre, quelli più attenti non solo ascoltavano i primi dischi americani, siamo al periodo dei Platters, di Polanca, Nils Sedaka, questo era più o meno la musica, che si sentiva, ma si sentiva Elvis quindi Presley. stai parlando degli anni 60 praticamente, La anni la fine. '60, che verso la sua fine Mm, aveva già generato dei gruppi di musicisti spontanei, giovanissimi, sì, che volevano fare, ancora non sapevano bene cosa mm, volevano fare rock, volevano allontanarsi innanzitutto dall'immagine olografica della Napoli, delle canzoni, mm, perché le canzoni erano un po' diventate anche appannaggio della malavita, insomma, erano diventate, diciamo, si raggruppavano attorno. Una volta c'era la Piedigrotta, che era una specie di grande festa popolare certo, sì, 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 dove, si dove lanciavano, si poi lanciavano piano le canzoni. piano, è nato il Festival di Napoli. All'inizio era un orgoglio, popolare, oltre al festival, della canzone italiana c'era il Festival di Napoli, però poi, finì malamente perché proprio, questa gente attorno a cantanti che cantavano tutto sommato canzoni che giustificavano un po', no, il Mm. doversi arrangiare, l'arte di arrangiarsi, e, C'è un po' questa c'era. idolatrare il guappo, per esempio, Esatto, della bravo, bravo, sceneggiata, ho bravo, che capito. allora non si parlava ancora, insomma, Mm, di come oggi, della camorra di oggi, sì, ma c'era la malavita. E mm, che succede? Che, proprio un gruppo di malavitosi si impossessò, occupò i pullman della Rai mhm, in uno degli ultimi festival di Napoli, mi pare 1970, roba del genere, e
giustamente la RAI, che allora aveva sede, diciamo culturale, e non solo a Roma, ma anche a Torino, la RAI bloccò e chiuse, la RAI chiuse con la canzonetta napoletana, facendo poi di Un'erba un fascio. Okay. E questo fu il danno, ma noi, io in quegli anni, devo fare una parentesi con della mia, uhm, attività professionale. Ero nato, già fra jazz, rock e musica un pochino, e musica popolare soprattutto, perché ho avuto la fortuna di essere sia allievo che produttore di Sì. Roberto Simone, e quindi e poi Mh. dopo vediamo cosa ne è venuto a far Non lo canto, sappiamo per i bene. canti popolari e tutto il resto. Ma, per inquadrare sempre dal punto di vista Certo. socio-culturale l'atmosfera. Insomma, erano gli anni che, ben descritti dal film di Rosi, Mani sulla città, no, Mh-mh. gli anni dove, veri e propri delinquenti, fra politica e malavita, era gli anni in cui il sindaco permissivo, che lasciava e faceva cose non certo, lecite, ed era Achille Lauro, Mh. che insomma con la sua, sedicente monarchia e roba del genere, teneva la città, e il famoso che dava la scarpa, e se votavi ti dava la scarpa destra, se Ah, votavi okay. lui la sinistra, o distribuiva pacchi di pasta a gente, veramente affamata, perché Mh. gli anni '60 erano ancora terribili per Napoli. Dunque questo ambiente veniva contestato da noi giovani, che attraverso la musica trovavamo sfogo. Allora, sto andando gradualmente, Sì, stiamo sì, sì, parlando sì, quindi c'è dei, un potremmo dire, dei prodromi mh. del C'è un del mio diretto percorso. collegamento anche con i movimenti giovanili di fine anni Esatto, '60, quindi immagino anche del '68 e esatto, compagnia bravo, bella. Okay. eravamo a dunque, 2 anni prima c'era stato il '68, e, io, come direbbe Troisi, emigravo Eh. tornando poi con un treno, facevo avanti e dietro col treno, ho vissuto in treno per metà della mia vita, e andavo a Milano e a Roma, uniche città dove si scriveva anche di cose diverse, si sapeva cosa cominciavano ad arrivare i Pink Floyd, Mh. cominciavano ad arrivare gli Yes, i Jethro Tull, e si cominciava a respirare un'aria diversa. Allora io, cominciai a collaborare con quello che diventerà poi la Bibbia del rock italiano, che era Ciao 2001, che tuttora dirigo insieme a Maurizio Becker, in una riedizione un po' più, diciamo Sì, da allora, spieghiamolo colta. per i miei ascoltatori, perché io sono di un'altra generazione e questi media non sono tanto conosciuti. Ciao 2001 era una rivista, e lo è ancora, Settimanale, se era settimanale, allora era mm, settimanale. che si occupava di musica ed era dedicata soprattutto ai giovani, giusto? Sì, e Mm, soprattutto era la prima rivista in assoluto che mettesse in copertina personaggi che ancora il resto del mondo non conosceva, e mhm. che poi i discografici avrebbero acquisito. Noi eravamo un attimo avanti alla Quindi voi discografica. intercettavate proprio le tendenze Sì, giovanili, ad esempio le prime band rock di quel periodo, che ne so, dimmi certo. qualche nome che è apparso per primo sulla vostra Ma copertina, no? sicuramente erano gruppi come Deep Purple, Uriah Mm, Heep, Genesis, Pink Floyd, Yes, mm, e diciamo che noi avevamo un corrispondente da Londra, con cui poi io avrei fatto programmi in seguito, mio amico Michel Pergolani, mm, e avevamo un corrispondente, dall'America, da Los Angeles, che è Armando Gallo. Questi 2 personaggi ci inviavano in anteprima assoluto mm, fotografie e notizie di concerti. La discografia, che allora era florida perché vendeva molte canzoni commerciali, sì. cominciò ad acquisire questi artisti, a ridistribuirli, e scoprì che bastava che Ciao 2001 li mettesse in copertina, e Mm. questa è storia, vendevano milioni di copie di dischi, di cui il resto del mondo più tranquillo e ancora un po' indietro neanche sapeva l'esistenza, tanto che Mm. in radio non passavano. No, ma E perché infatti in quel periodo in Italia la musica andava completamente in un'altra direzione, esatto, era la cioè, musica leggera, e la cioè musica leggera era molto nasce diversa.
Un paio d'anni dopo son nati programmi come Per voi giovani, Mh-mh. programmi a cui collaboravo anch'io, come, non so, facevo, Facciata C, Facimmo Jazz e e programmi del genere, e programmi, dove, collaborava un altro operatore culturale molto vicino a me, sia come amico che come membro, che è Raffaele Cascone, che è stato l'antesignano del, un po' come, non so, c'era una radio pirata in America, Radio Caroline, Mh-mh. che trasmetteva da una nave, e Mh-mh. lui era un po' come come quei personaggi che trasmettevano così. Da Io acque trasme internazionali immagino. Esatto, bravo. Io trasmettevo, cantautori, trasmettevo rock, facevo Mh-mh. insomma il Rai, programmi, la fortuna è stata quella. Ciao 2001 è come oggi, oggi riesce, ma è per addetti ai lavori, cioè è un po' d'élite, perché esce con i vecchi articoli e con una, come si dice, una specie di, celebrazione del grande Ah, rock okay, che ancora. una sorta di raccolta esce Bravo, con bravo. tutti E gli per far capire a chi ci ascolta, Ciao mh, 2001 era come oggi può essere Rolling Stone, okay. come può essere, Classic Rock, altra rivista a cui collaboro, Vinile, Mh, Prog. Ciao 2001 era l'unico giornale che parlasse di rock allora, e quindi, pensa che, vendeva 70, 80.000 copie, che era tanto per una, tantissimo. editrice indipendente, ogni settimana, e c'erano le file, i ragazzi facevano la fila all'edicola per Mh-mh. paura di perdere la loro copia. E quindi c'era un'élite molto solida, e ancora, ecco, poi da questo giornale, grazie alla discografia che è cominciando a guadagnare tanti soldi su vendita di milioni di copie, anche la Rai, anche i media, anche i quotidiani cominciano a entrare dentro. Noi restavamo, io, Ciao 2001, con tanti altri colleghi molto bravi, restavamo lo zoccolo duro, il punto di partenza. Quindi era come un po', Mh. sentire una radio specializzata, Sì, ecco. allora in pratica era come un influencer di oggi, una persona che Bravo, oggi hai magari detto come me parla di musica sui social e può sì, far arrivare alle persone una sua scoperta prima di altre. È molto bello questo parallelismo. ecco, Però allora, poi, però poi scusami, quando poi hai lanciato il tuo primo progetto, che mi pare che sia la nuova compagnia di canto popolare, vero? sì, Il però, tuo primo... veniamo a Ci vuoi come è arrivare avvenuto, perché gradualmente, ok. nessuno faceva fare dischi a queste Mm, persone, soprattutto a Napoli. "Ah, ma che me fa, ma chi veni, ma chi st", cioè c'era proprio un atteggiamento, le etichette napoletane vendevano allora Aurelio Fierro, Tullio Pane, esatto. Mario Merola, Carosone, al massimo che sì, già aveva con smesso. un'eccezione che poi entrerà, a far parte della storia del Nepal Power, che era Roberto Murolo, Mm, che, a fianco a Renzo Arbore e a Fausto Cigliano, erano un po' il punto di contatto fra la canzone napoletana e quello che diventerà il Naples Power. Mettiamoci dentro anche ovviamente Carosone. certo. E poi arriva Peppino Di Caprio, questo, lo diciamo fra qualche minuto. Adesso Mm, arriviamo alla, io quindi vado, non trovando spazio, sì, collaboravo prima l'unico quotidiano oltre al Mattino, che era il Roma, che però guarda caso era di Achille Lauro, quindi bisognava anche essere prudenti. Io scrivevo sul Giornale della Sera, che era un po' più brillante, che era Napoli Notte. Da questo giornale poi per fortuna son passato a Paese Sera, l'Unità, insomma, come si dice, le prime avventure di scrittura. E che succede? Vengo in contatto con la grande discografia internazionale grazie a Ciao 2001, ok. e le major erano tutte a Milano. Mm, Allora questo mio frequentare Milano mi allontana per un po' dalla città, dove avevo certo le tue radici. intravisto, conosciuto, De Simone, compagnia di canto Mm, popolare, un po' tutte le realtà che stavano, emergendo, i primi artisti rock, gli showman. Degli showman sono stato addirittura ufficio stampa da ragazzino, quindi, li avevo vissuti molto bene. Fra Milano e Roma divento un critico rock, quindi mm, italiano. perfetto. Rispetto a prima, giovane, tentativo di giornalismo napoletano. Allora, vengo c'è un episodio importante per il Naples Power. Viene a Roma
nel 1972, 71, 72, viene una nuova compagnia di canto popolare che si arrangiava da sola, no, e conoscevo Eugenio Bennato, Edoardo Bennato, che poi di cui diventerò poi produttore. Sì. Però l'impatto è questo: arriva Eugenio Bennato, mi telefona e dice: "Voi di Ciao 2001", incazzato, Mm. "voi di Ciao 2001 date copertine e spazio a Banco del Mutuo Soccorso, Premiata Forneria Marconi, Le Orme, praticamente a questi che fanno bravissimi, ma fanno musica americana. Mm. Noi facciamo musica italiana E non ci e la penso. facciamo da Napoli e voi neanche ci considerate". Oh, vengo messo knockout, vengo proprio non ci dormo la notte, vado a sentirli al Teatro Belli, strepitoso, concerto della compagnia di canto popolare, erano gli inizi, cose fantastiche. Porto a questo punto, il giorno dopo, raccolgo tutta la stampa rock romana Mm. e gli dico: "Vi porto a vedere una cosa", e questi mi guardano come strano, e ci fai vedere Pulcinella, cose sai, erano, entrano e miracolo, la stampa, diciamo, tutta la stampa, i miei colleghi, di rock trovano straordinaria questa musica. Pensa che allora c'erano, i Chieftains, Alan Stivell, a parte Bob Dylan ovviamente, Pete Seeger, Woody Guthrie, questa era l'ethno rock che loro conoscevano. Poi Mm. c'era il Coke Studio che con i suoi primi, Venditti, De Gregori, Bassignano, insomma, c'erano questi odori o sapori di etno. Scoprono che la compagnia aveva la forza dirompente di un gruppo rock sul palco, non c'è niente da fare, era così. Allora che cosa succede? In quel periodo io, venivo corteggiato un po' dai discografici, perché noi Mm. attaccavamo tutta la musica italiana, era quella di Sanremo, no, loro erano, non riuscivano a penetrare sul nostro giornale che nel suo piccolo era diventato la Bibbia del rock. Quindi Ok. così, e loro dicevano: "Ma voi ci fate vendere milioni di copie internazionali, ma gli italiani? Suggeriteci voi qualcuno". Ah, non me lo faccio dire 2 volte e chiedo alla EMI di realizzare il disco della nuova compagnia di canto popolare, il primo disco. C'era Bruno Tibaldi, c'erano questi che poi insomma son diventati direttori artistici con una certa diffidenza, però poiché nella compagnia di canto popolare c'era Eugenio Bennato e loro avevano sentito parlare, ancora non lo conoscevano, di Edoardo Bennato, sperando che prima o poi io portassi a Che loro poi Edoardo. diciamolo, scusami, diciamolo, il primo disco della nuova compagnia di canto popolare era assolutamente musica popolare pura, dove ci Certo, sono dei brani super tradizionali, quindi si è andato a proporre proprio la musica popolare esatto, e loro senza mi ri compromessi. bravo, Mm. bravo, hai capito quindi l'atteggiamento. Mm. Loro mi guardano come quello che gli poteva far dei favori sul giornale, no, poi noi eravamo incorruttibili, quindi Eh. loro con noi non riuscivano al massimo, accettavamo, dopo sentito l'ascolto di un disco, di andare a farci un Eh no, panino se no insieme. voi parlavate male dei loro dischi e dopo... Allora dicono: "Ma visto che parlate male, ma di italiani, ma chi fareste? Cioè, Diteci un po' chi usano la parola chi produrresti", io manco mm, sapevo che significasse produttore allora, no, sì, sapevamo, leggevamo sui dischi americani, mm, inglesi. Allora io gli propongo la compagnia Gato Polare. Allora la perplessità, dico: "Ascolta, bellissimo, io però questo disco, immagina Renato, io me lo prendo, me lo metto qui nella mia cosa, quando ogni tanto ma noi, perché noi capiamo musica, ma chi lo vendiamo?" a chi? Allora io, E fu un uhm, successo poi il primo disco spendo, della NCC. sì, però senti come avvenne: io mi spendo e loro mi mandano un tecnico, Giulio Bramonti, un bravissimo tecnico, pieno di buona volontà, che viene con un Revox 4 piste. Collega i Revox 4 piste alla console del concerto al Teatro Belli, che Sì. poi loro son tornati, e registra un live. Questo è lo sforzo che ha fatto la EMI. Dopodiché lo stampano e io, insomma, quando vado a chiedere notizie di questo disco, e beh, sai, oh, abbiamo fatto 1000 copie, dico: "Ma questi stanno in tutta Italia, fanno concerti", perché nel frattempo il resto del mondo si muoveva, si muoveva e come, e si muoveva
ovviamente, con diciamo concerti, con i live, con articoli che cominciavano a uscire. Allora, loro, cominciano a diciamo, fanno questo disco, dopodiché mi dicono: "Ma sai, qui ne venderemo", insomma, Mh. entro 2 giorni finiscono le 1000 copie, quindi hanno dovuto ristampare Quindi fu un e successo. fu un successo. Fu un successo e loro appunto, Ma dissero a tra loro. l'altro contiene dei brani intramontabili che, cioè, sono, tipo Damogliata neve, immagino, no? Ecco, aspetta, Eh. questa è Tamburiata Nera è la fase successiva, è il Mh. secondo disco che Ah, okay, abbiamo. nel secondo è Il Tamuriata primo neve. disco è servito a rompere il ghiaccio, a far Okay. capire loro che avevano una grandissima dopodiché io nel frattempo rifrequento Napoli, Mh. però lo faccio da pendolare, mantenendo la postazione a Roma, perché noi purtroppo viviamo proprio la realtà del nemo profeta in patria. Napoli ha Mh. sempre vissuto questa tragedia. Infatti Pino Daniele, faccio un salto avanti, Sì. Pino Daniele quando fu intervistato in uno degli ultimi concerti, grandissimi concerti al Pala Partenope a Napoli, dove lui raccolse un po' tutto il mio Nepal's Power, no, perché Cer e lo portò sul palco. Fu intervistato da Ernesto Assante, poverino, insomma grande amico e collega mh. scomparso, Sì, il qualche quale anno su fa. Repubblica gli diede 2 pagine e disse: "Pino, raccontaci un attimo, come avete fatto?" E sto arrivando all'aggancio, con la Sì, nascita del sì, vai, vai. come avete fatto negli anni '70 con Camorra, Mh. Malavita, con, Tutti i problemi canzoni di Napoli canzone dei storici. Problemi, come avete fatto a uscire fuori? E Pino ha detto, e io conservo la copia, perché per me Pino ha detto: "Dobbiamo tutto a Renato Marengo che ci ha portato alla discografia nazionale e a Renzo Arbore che ci ha portato in televisione". In televisione. Allora, torniamo a Mh. alla discografia nazionale. La discografia nazionale erano le major perché la discografia locale, torniamo quindi agli inizi del racconto, Mh. non aveva, io ci avevo provato con Aurelio Fierro, con Rondinella, Luciano Rondinella, con, Bideri, con gli allora discografici. Bideri è l'unica eccezione, perché Bideri poi avrebbe fatto dischi agli Showman 2, Mh. quando è morto Mario Musella, e avrebbe cominciato a produrre dischi importanti anche di 24 Grana, eccetera. Insomma, avrebbe dato, ma dopo che la compagnia, allora quando la compagnia ebbe successo, contemporaneamente poi viene la storia di Edoardo adesso che è parallela, la compagnia in pratica fa riesplodere. Io quando ho scritto il libro Naples Power, Fabio Santini, che era un critico di sorrisi e canzoni, che allora, ecco, questo è il mio libro, ti ringrazio. Fabio Santini. No, compratelo ragazzi, chi sta ascoltando, perché è la Bibbia del Knowledge Power, questo va proprio acquistato assolutamente. Vabbè, no, aggiungo una cosa per chi legge, che vede questo volume così, c'è molto aneddotica ed è raccontata come Sì, è con un vero, po' è molto di interessante, programmi sono adesso tante allungato. piccole storie, sì, è molto bello. Allora, che cosa, succede quindi? Che, Fabio Santini ha scritto, perché io ho raccolto su questo libro, da Roberto De Simone a Renzo Arbore, a Minoli, a Minà, tutti quelli, a Enri De Luca, tutti quelli che attorno al problema hanno discusso o musicalmente o sociologicamente, per non essere io da solo a parlare del Naples Power, pur avendolo insomma Mm. ideato come movimento. Ho voluto una sorta di avallo culturale, ad ampio raggio. Allora Fabio Santini dice: "Noi a Milano, io, Enzo Gentile, sai il gruppo di giornalisti milanesi un po', con la puzza sotto il naso, prima che Renato ci portasse questi dischi e ci facesse conoscere questa, pensavamo che Napoli fosse quella di, con tutto il rispetto, dei Fierro, Tullio Pane, e Delle canzonette. che c'entrava con la musica di cui parlavamo noi. Mm. Ecco, abbiamo scoperto, Naples Fa ci fa scoprire la musica. Mm. Ecco, quando mi chiedono la differenza fra la canzonetta e il Naples Power, io Eh, faccio un esempio, ne faccio 2. vai. Allora, il primo, riguarda la nostra bevanda nazionale, il caffè, no, Mhm. A Napoli si campa di caffè, e c'era una bellissima canzone di un, diciamo un attore,
molto molto simpatico, un fantasista che era Nino Taranto, Ah, certo, come no. un grande attore della linea Edoardo De Filippo, però era anche una sorta di comico e lui in maniera, molto io dopo scopriremo che era anche questo in linea col Tira a campare, con Mh. "Basta che ce sto solo, Eh basta che sì. sto là, e la tazzolella di caffè, e cioè ti bevi un caffè, ah che bello caffè su, la Napoli San fa cantava lui, no, io nervoso, nervoso, praticamente prendi un caffè e ti passa tutto, anche il cancro. Questa era la teoria. Basta che ce sto solo. Basta che ci sto solo. E Pino Daniele prima col suo caffè, ad Azzurelle Caffè, dimostra che il caffè era come una specie di droga per distrarci Mh. dai problemi reali. Cioè ti bevi un caffè, ma la città fa schifo, non c'è lavoro, è sporca, c'è delinquenza. Cioè Pino lo canta in maniera, leggera ma molto, molto intensa, significativa. Sì. Poi Pino ritorna su quest'argomento proprio la risposta "basta che ci sto solo, basta", Mh. cioè è chi te no mare. Eh. Pino in "Chi te no mare" dice: "Chi te no mare Mh. e fesse e contente, chi te no mare lo sai, non Non te ne dire niente". niente. Perché sì, c'è il mare, ma il lavoro? Eh. A parte i pescatori, col mare si Sì, ma poi lavora. questa è una tematica che è affrontata un po' da tutti, cioè Sì, da anche, tutti. per esempio da Troisi, che è mo' un altro campo Certo. completamente, No, c'è questa stessa estetica, cioè il rifiuto della tradizione nel senso, di macchietta, di fava con bravo, l'ucinella, ma, bravo. questa affermazione di un napoletano diverso, cioè non la macchietta della pizza, la cosa, questo è sempre... Senti, io ti volevo fare una domanda proprio specifica. Scusa, ma tu hai nominato Troisi non a caso. Scusa, poi Sì, 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 torniamo alla tua certo. analisi, Mm, perché nel film, al quale ho avuto il piacere di collaborare come consulente artistico mm, e per le interviste, Nero a metà di Stefano Senardi e Spagnoli, di Marco Spagnoli, viene affrontato la nascita di Pino fino al successo di Nero a metà. sì, E la cosa importantissima è che la scena finale del film è Pino Daniele nella stanza d'albergo di Massimo che Troisi scrivono così. che scrive ma la cosa bella è l'antefatto. Dice Pino, racconta la leggenda, ma è una leggenda "Uè Massimo, tenga una canzone, vuoi fa' nu film?" La cosa bellissima è questo connubio fra i 2, che, avevano lo stesso, identico Ma io ci comportamento. penso sempre quando guardo i film di Troisi, perché Troisi dipinge una Napoli dove piove, dove loro stanno sotto la pioggia, dove Esatto. non mi prendo il caffè perché mi fa Eh, innervosire, esatto, e bravo, il torna... contrario dell'orografia, Comunque, esatto. Scusa, mi allora stavi siamo, facendo una sì, domanda. stiamo uscendo un attimo fuori di tema. Allora, volevo un attimo rientrare in tema chiedendoti una cosa proprio specifica, nel senso che forse non tutti sanno che cosa fa un produttore discografico. Cioè, eh, puoi spiegare al nostro pubblico Sì, qual è il ruolo di un produttore nell'ambito della ecco. discografia, di che cosa si occupa su un progetto musicale? Sì. Allora spiegherò il mio che mi son Mm, trovato io ho scritto produttore per caso, mm, perché in realtà, ok. ehm, io, ero giornalista, critico, autore, scrittore, operatore culturale, mi occupavo, a tempo pieno di musica e di cose e avevo contatti con la Rai, con i giornali e con la discografia. Allora che cosa ho fatto io? Ho presentato degli artisti ai discografici. Artisti dove coi quali quando il discografico ha detto: "Okay, facciamo il disco", Mhm. ma io li presentavo molto anche con tutta la promozione attorno, perché loro se no non sapevano a chi vendere questi artisti brillanti, bravissimi, ma per loro, sconosciuti, difficili da collocare. Allora io arrivavo con un piano di promozione che era, Ciao 2001, radio, certa televisione e soprattutto i live. Nei concerti dell'Unità o nei concerti di lotta continua, all'inizio erano gli unici che in realtà di grandi eventi che si facevano in Quindi tu Italia, ti occupavi anche qual anche proprio dell'organizzazione dei concerti, di queste e belle, belle... del contatto con gli del organizzatori, contatto. perché io ho sempre odiato fare il manager, Mm, perché
sono nato, con un certo concetto di sinistra che, il denaro sporca, no, questo è ahimè, insomma poi dopo, ho dovuto anche fare i conti con la realtà, però all'inizio era questo. Allora io mi son sempre occupato della parte creativa, organizzativa, ma ho una dote, ho un vizio naturale alle sinergie, per cui Mh. mettevo insieme tutto Che e questo. E allora io ho fatto il produttore in questo modo. Dal punto di vista artistico, insieme all'artista sceglievamo il repertorio, mh, ragionavamo su, chi fossero i collaboratori, gli artisti, i musicisti, poi io non entravo nella composizione, quella era sacrosanta dell'artista okay, o dell'arrangiatore, però entravo nel, rapporto fra, la registrazione, il diciamo, l'autore dei suoni, che era o mh, un musicista bravo anche coi suoni, o era un grande tecnico di registrazione tipo Gaetano Ria, insomma questi mitici personaggi della registrazione. Entravo quindi in quella e poi dopo continuavo, il rapporto con l'uscita del disco e coordinavo un po' tutta la promozione, quindi l'ufficio stampa e promozione e anche, i passaggi radio e televisione facevano un po' capo questo è come facevo. Ci sono altri produttori che sono come Sandro Colombini, si dedicava soprattutto insieme all'artista, al come realizzarlo in studio di okay, registrazione. proprio alla E questo è il produttore produzione. la produzione e questo è molto viene dall'America e dall'Inghilterra, il producer che non è un manager, ma è uno che comanda nella sala di registrazione. Quella è una figura che esiste molto anche oggi, il Esatto, producer, il beatmaker, quello esatto, che si occupa proprio della sì, produzione del brano dal esatto. punto di vista pratico. Bravo. E poi c'è il produttore discografico è quello Mh, che sarebbe caccia i soldi. l'etichetta, il padrone di te, quello che caccia i soldi. Esatto. Io venivo pagato, perché allora la discografia si muoveva su royalty, su acconto io venivo pagato per il mio lavoro di produttore artistico. Okay. Facevo un contratto, tot per cento, ovviamente la fetta più grossa, all'artista compositore e tot per cento al produttore. Quindi io ero questo era un po' il lavoro di produzione mio. Allora, poi che succede? Una volta fatto successo con la compagnia di canto popolare, la seconda cosa è che io curavo da una mano Edoardo Bennato, che, Eugenio mi diceva: "Guarda, c'ho mio fratello, stiamo uscendo pazzi in famiglia perché lui è bravissimo, ma la ricordi da 2 anni, c'ha un disco e non lo fa uscire". Mh-mh. Questo è una degli episodi, se vuoi, aneddotici che racconto anche nel libro. Allora io inventai una serie di meccanismi per tirar fuori lui molto introverso, non è mai stato socialmente, simpatico con gli altri, Ah, no, lui è questa la so, vai. Vai, eh, bella racconta. ecco questa qui allora, praticamente, bisognava tirar fuori Eugenio, ripeto, stava avendo successo, Edoardo era un po' è sempre stato Bennato sono io, quindi Eugenio si doveva chiamare o Musica Nova o in altro modo perché Okay. Bennato era lui. Allora gli diceva Eugenio: "Uè, qua non si campa più in famiglia, dammela". Questo era un pretesto, ma a me piaceva Edoardo, avevo sentito i suoi pezzi e lo confrontavo con un rockman americano, internazionale. Lui era a parte che era un Bob Dylan, Mh, non replicante, ma insomma, a parte l'occhialetto, l'armonica, il kazoo, in più il tamburello a pedale, quindi era una via di mezzo mh, fra artista di strada e rockman. E i suoi testi erano ribellistici, dire rivoluzionari abbiamo poi, diciamo, l'abbiamo un po' non dico forzato, l'abbiamo un po' instradato noi. Comunque diciamo che, Edoardo aveva fatto già un bellissimo disco, che era "Non farti cadere le braccia", no, che era mh, il primo disco suo. E gli arrangiamenti erano stati di Roberto De Simone, alcuni pezzi erano di Eugenio Bennato e Patrizio Trampetti, che erano Patrizio Trampetti, altro componente della compagnia di canto popolare, moderno, perché c'era una corrente un po' tradizionalistica, una corrente un po' più moderna all'interno della compagnia. Allora, che succede? Che, sapendo che la Ricordi, che era la casa discografica con cui Edoardo 7 anni prima aveva fatto, canzoni per la numero 1, con Herbert Pagani, aveva provato a aveva già uscire fatto delle cose. era già bravo, ma Mh, non lo facevano uscire fuori, c'erano già altri lo mettevano in fila. mh, Lui a un certo punto quando lo conobbi dice, ehm
imito anche la sua voce perché è Beh, è più rappresentativa, no, ma è mai possibile che un impiegato che lavora 7 anni e diventa capo ufficio, poi vede le gratifica e io eh. che da 7 anni sto facendo successi non succede niente. Ma com'è possibile? Cioè non riusciva a capacitarsi di questa cosa. Allora veniamo alla E tu vengo cosa gli hai invitato. consigliato allora per venire fuori? Fammi No, sentire. io innanzitutto no, niente, ho detto tu praticamente, poiché quando ti si vede in pubblico, sei strepitoso, tu devi dobbiamo fare in modo che ti si veda in pubblico, che la Mm, gente ti veda, non solo sentire i tuoi dischi. Poi vedendoli in pubblico vanno a sentire i tuoi dischi. Questo era il primo consiglio. E allora pensammo di lui non voleva aprire i concerti della compagnia di canto popolare, eh, anche perché era però, diciamo cercavamo di trovare come, inserirlo. Viene un lampo di genio per una occasione. La Ricordi, che ripeto teneva il suo disco nel cassetto: "Non è ancora tempo, ci sono altri che devono uscire prima". Sai, questa era un po' le case erano diventate un po' i padroni degli artisti, no, perché il boom c'era stato, 70, 74, cominciato a vendere un sacco di dischi, quindi comandavano loro e, avevano deciso che c'è una presentazione di un disco, adesso non ricordo se fossero i Genesis o un altro disco, non ricordo bene, forse sul libro l'ho scritto. Ci invitano a noi critici rock, eravamo una quindicina e c'era dentro Tutto ciò 2001, c'era Nuovo Sound, c'era quello che poi diventerà Muzak in nascente, c'era Per voi giovani, radiofonica, c'era Supersonic, c'erano 5, 6 testate e, c'era anche, dei programmi radiofonici. E invitavano questo nucleo, c'era, Paolo Giaccio, c'era, Carlo Massarini, c'era Franco Schipani, c'erano praticamente tutta una serie di critici, i nostri, dice, al 2001, Enzo Caffarelli, Mano Rizzola, tutti i nomi diventati poi mitici nel andiamo a sentire questo disco, la Ricordi poi, come sempre, io lo sapevo, ci portava giù a Piazza Prati Strozzi, che è una specie di anfiteatro naturale, una piazza rotonda, ci portava al bar, un bar snack, e a mangiare qualcosa, a bere, soprattutto bere più qualche panino. Finito il disco, sapendo questo, io organizzo con Eugenio l'agguato, quello che chiamano l'agguato napoletano. E dico a Edoardo di arrivare, lui aveva una 600 scassatissima, arriva con la sua 600, scende, questo è tutto organizzato, a una certa ora lui arriva, che era l'ora del nostro, perché i tavolini stavano fuori, no? Fuori del bar. sì. Quindi era, diciamo, tieni presente, il nucleo operativo del rock italiano stava lì, tutti gota. Allora, A mangiare il sapendo, panino, Giuseppe. Tu e a sapevi mangiare il già panino. l'ora, il posto. Arriva 'sto ragazzo che arriva, ferma alla 600, scende, prende un tamburello e lo inchioda a terra. Tuc, tuc, tuc. Si voltano tutti a guardà chi è 'sto pazzo, no, inchioda un tamburello a pedale, poi dalla macchina tira fuori la sua 12 corde, si infila quell'affarino che contiene l'armonica e il kazoo e comincia a suonare un rock, un suo. Allora, agli inizi 4 o 5 si voltano ammirati, una decina restano molto snobbettine di: "Chi è st'artista, sto che cerca l'elemosina e che viene a suonare", e un po' disturbati. Che succede? Che finito il pezzo, dalla piazza circolare si affacciano dal balcone e battono le mani le pers allora inevitabilmente lui attacca un secondo pezzo, scatta, nel senso che io al secondo pezzo dico: "Lui è Edoardo Bennato". Ha fatto un disco con la Ricordi, c'era il dirigente, si chiamava Luciano Giacotto, direttore della promozione da Milano, era venuto incazzato nero, perché non sapeva nulla di questo e mi guarda e dice: "Hai organizzato tu questa cosa?" Dico: "Sì Edoardo, ma noi, abbiamo i nostri tempi". Allora Manuel Insolera, uno dei critici rock, dice: "Ma io questo disco l'ho visto alla Ricordi e m'hanno detto: "Non ve lo diamo ancora perché non è il tempo". Ma Ah. questo è bravissimo. Conclusione: Fantastico. esplode Edoardo Bennato. Con questa vado dal mio direttore, Saverio Rotondi, che non c'è più, e dico: "Saverio, qui
c'è un nuovo Rockman. E Renato, ma lo sai che non facciamo copertina agli italiani? Ma questo non è italiano, questo è un Rockman. Allora, tra questo e l'invito a casa dell'editore di Ciao 2001 alla festa della figlia Mh, e un altro paio di trucchetti a fin di bene certo. napoletani, riesco a imporre Edoardo all'attenzione. Ecco, poi Raffaele Gascone lo porta a Per voi giovani, e nasce ora c'è un libro che presenterò domani, cioè che presenterò il scusa, perché domani non so quando è. 19 di dicembre presento alla Eli, Libreria Eli di Roma, un libro rinnegato di Francesco Donadio, che lo aveva già scritto una decina d'anni fa, ma per una editoria un po' persa tra le carte, e ha ristampato questo disco per il Castello e lui racconta tutti questi episodi Mh. e racconta la storia di Edoardo, ovviamente racconta anche la parte musicale che qui diamo per scontato che tutti la conoscano. Ci sarà anche Federico Guglielmi, Franco Schipani, altri critici che parleranno di Edoardo, ma soprattutto c'è un po' la storia mia con Edoardo. È sempre stata una storia molto difficile perché lui non è, lui è innanzitutto è sanamente e insanamente molto egocentrico, nel senso che ogni artista, no, è consapevole della sua e pensa che tutto avvenga perché lui è bravo, senza sapere che bisogna farlo sapere agli altri. Ecco, questo poi, diciamo, Eugenio è più consapevole di Questo questo. è molto interessante quello che hai detto, perché tante volte uno si chiede come fanno gli artisti a venire fuori, qual è stato il loro segreto. Molto probabilmente ce l'hai detto Renato Marengo, una persona come te che gli sapeva consigliare questo tipo di strategie così mirate. Senti, cambiamo Sì. un po' argomento se posso, perché so che tra i tuoi lavori c'è anche tutta la produzione di Tony Esposito, vero? Sì, adesso allora facciamo un piccolo Mm, elenco, no, sì. allora, rotto il ghiaccio con la Mm, prima produzione che era Compagnia di Canto Popolare, la seconda che era appunto Edoardo Bennato, in quel periodo, conosco, io ero amico un po' di tutti, naturalmente Alan Sorrenti, che viveva al Vomero, a Napoli, dove io sono nato, Alan Sorrenti, Lino Vairetti con gli Osanna, perché nel frattempo gli Osanna mm. venivano scoperti dalla discografia internazionale, addirittura la Warner di New York li voleva, quindi gli Osanna nascono come gruppo prog rock, casualmente napoletani, ma si dipingevano il volto come gli antichi. Ricordiamo a chi ascolta che gli Osanna sono stati fondati da Elio Danna, che era uno dei componenti degli Degli Showman, Showman, quindi bravo. c'è questa radice comune tra... Esatto, mentre quando si sono sciolti gli Showman, perché era morto Mario Musella, Esatto, James Senese fonda Napoli Centrale. esatto. Allora questo era il nucleo, no, Mm, c'era la Compagnia di Canto Popolare, c'era gli Osanna che comunque erano diventati già internazionali, poi tornano a Napoli quando il Naples Power si fa spazio e fanno anche dei dischi in napoletano strepitosi mm, con la loro esperienza certo. musicale. Gli artisti erano Compagnia di Canto Popolare che produceva Roberto De Simone, che tra l'altro non voleva fare i dischi perché era molto puro e il disco per lui era una contaminazione, invece riesco a produrre un suo Che le poi De musiche di Simone quei veniva film. dal teatro, ha fatto Sì, opere o teatrali o importantissime. Edoardo De Filippo, cioè diciamo vabbè poi De Simone dopo, diventerà il più grande autore internazionale con la Gatta Sì. Cenerentola, però, parliamo del momento in cui nasce il Naples Power, no, Mm, allora Compagnia di Canto Popolare, Edoardo Bennato, Roberto De Simone che era non solo il ricercatore della vera cultura napoletana e la compagnia aveva il pregio di farla meglio dei dobbiamo dirlo, perché diciamo i cantatori autentici la facevano col sentimento, col cuore e la facevano in maniera, culturalmente giusta, però poi c'era la compagnia che erano un po' più preparati, con lo stesso spirito che Roberto ci teneva al rigore, però il rigore da chi, come se Arturo, Benedetti Michelangelo suona un brano al posto di un altro lo suona meglio, no, quindi e la compagnia ha avuto il pregio di, mantenendo il rigore, di suonare, in modo strepitoso.
suonavano come non so, la PFM, Mauro Pagani Con suonava il violino. l'approccio della musica classica, per esempio, dello studio, delle Esatto, grandi band, esa applicato però alla musica popolare. bravo. Allora, quindi poi c'era, Tony Esposito, che io avevo conosciuto con Alan Sorrenti, perché avevo scritto su Alan Sorrenti diverse cose, Aria, tutti i vari suoi dischi d'avanguardia, no, come Il Mm. vecchio incensiere, eccetera, fino a, una cosa straordinaria di Alan, che è Di Cito in cielo buie, che lui era un artista d'avanguardia internazionale con madre inglese, aveva sentito l'esigenza di fare questo brano napoletano perché era rimasto molto emozionato dalla storia dell'autore, un giovane poeta che si era suicidato per amore. Allora lui dedicò, però lui cantava la Tim Barclay, Mm. quindi c'era, capito, questa commistione. Ecco Naples Power come si evolve. Allora, quindi c'era questo nucleo. Poi Raffaele Cascone produce, mio amico, il mio stretto contatto su tutto, produce Napoli Centrale con grandissimo James Senese, Franco De Prete e altri grandi protagonisti, i quali fanno un jazz rock che, quando mi sono trovato a Montreux con i Weather Report seduti in prima fila a sentirli, a dire: ma questi, voi siete come noi. Cioè, i Weather Report che dicono, capisci? Vabbè. E allora io, Tony Esposito, che era il percussionista di Alan Sorrenti, mi fa una tirata d'orecchie come me l'aveva fatta Eugenio, Dice, ma come? Ho eh, capito. e mi dice: ma è possibile che un batterista non può fare un disco? Eh. Questo è un altro episodio, se lo vuoi, Cioè. raccontato nel libro, e questo è divertente perché mi piace molto Tony Esposito, subito. Era speciale. Tullio De Piscopo è più bravo come batterista. E Tullio De Piscopo è un batterista strepitoso, È internazionale già di jazz. spettacolare Sì, mentre Tony è un fantasioso creativo, tanto è anche un pittore Tony, cioè tu vedi i colori mentre lui suona, e le sue percussioni sono assolutamente qualcosa di, insomma, di unico in Italia. Allora, Tony lo conosco. Ricordiamolo che Tony Esposito faceva questa performance con gli strumenti presi dalla cucina. Bravo, è bravo, ci sta, ci arrivavo perché quello che mi impressionò, che andai a casa di Tony, lo Quindi stesso lui già Alan. lo faceva a casa questo Sì, fatto a di casa suonare. lui mi accoglie con 2 bamboline toy, quelle bamboline di plastica che allora, mi accoglie con 'ste bamboline, poi c'aveva uno di quei pianofortini che si suonano col dito, tin tu, tin ta, sai, quelle a fare, e comincia a La suonare. calimba. Suona e poi prende, oggetti di metallo, poi c'aveva una specie di, xilofono che si era creato lui. Insomma, non faceva solo ritmo, faceva anche melodia attraverso strumenti ritmici. Questa è una cosa straordinaria. Allora, mi impressiona perché poi era, insomma, affascinante, bello, simpatico, creativo, solare, e accetto la sfida. In quel momento io, alla RCA avevo portato la colonna sonora di Roberto De Simone di Quanto è bello l'uomo lire acceso, grandissimo film sui briganti, di cui la colonna è il 50% del successo del film. Allora in RCA mi consideravano, perché avevo portato questo, producevo compagnie di canto popolare, speravano che prima o poi avrei portato Edoardo Bennato, mi danno confidenza, e il grande direttore, un grande genio, Melis, che è stato l'artefice di questa cittadella del rock, che era la RCA, era come gli studi di Cinecittà, era come Hollywood musicale, unica mai esistita a Roma, una vera e propria cittadella sulla Tiburtina. Questo è divertente perché por- porto il progetto Tony Esposito, però non c'era niente, non c'era musica, c'era il progetto. Allora, C'era Tony Esposito. sì, mi presento, e il direttore, facendo aspettare Tony fuori nella sala d'attesa, mi chiama, e insieme a un entourage, questa è una cosa bellissima da film americano, sai, c'era dietro di lui, c'erano tutti i signorsì, no? Allora lui mi viene e dice: ah, Marengo, che ci hai portato? Allora tutti quanti attenti. Dice: beh, ho portato
un percussionista e tutto il coro un percussionista, sai quelli che ti dicono: "Ma che cazzo stai a di" allo allora Melis dico sì, io dico: "No, è un artista molto particolare, speciale", e decanto un po' di lodi, Alan Sorrenti, cose, eccetera. Questi non sapevano manco chi fosse Alan Sorrenti, però diciamo a un certo punto, dice Melis: "Bene sì, ma, allora che cosa ci proponi?" Dico: "Beh, io propongo di fare un disco." "Ma come Marengo, un disco a un batterista?" Allora dicono: disco a un batterista", sai queste cose, e dici: "Ma non si è mai visto." E io dico: "Ma come Billy Cobham, Iceman, ma quelli sono americani." Eh, Il coro ama, quelli sono americani. E questa è una cosa che non dimenticherò mai, questi signor sì e signor no, no, allora a un certo punto vedo un po' alla disperata, faccio scivolare volutamente dalla cartella una fotografia di Tony Esposito. Tony era il più bel Gesù che tu potessi immaginare in sì, quegli anni. aveva un'immagine Ma no, molto... ma proprio allora lo guarda tutti, ma è lui, tutti quanti, ma è lui. E lui di allora io faccio: "Sì, è Tony, è molto, ma Marengo, ma prima o poi lo facciamo cantare." Eh. Sì, e io dico: "Sì", mentendo, scusa, facciamogli il disco. Guarda, questa è la storia più incredibile. Dico, non hanno sentito nulla, Che poi il hanno disco sentito sarebbe, me stai come parlando di Rosso Napoletano. parliamo di Rosso Napoletano che fu il capolavoro, perché poi su Ehm, Rosso Napoletano c'è da raccontare che occorreva dare un lancio, e mi rendevo conto che non bastavamo noi tutti, e avevamo fatto amicizia a Positano che noi chiamavamo la costiera amalfitana fu ribattezzata West Costiera, perché c'erano Tony Esposito, Alan Sorrenti, Jenny Sorrenti, Armando Tra Piazza, l'altro, Luciano Scilla. scusami, l'hai citata, Jenny Sorrenti è una voce straordinaria, ma Jenny, e dopo sì, sì, dopo, diremo anche di Jenny e dei Centurion, mai, eccetera. mai, È rimasta una delle giustamente. Mm, voci più importanti della nostro rock, diciamo. sì. E a questo punto c'era fra questi amici, c'era anche, non so, Nicola Muccillo della Rai, cioè era un clan di, amanti di Positano, e c'era Sean Phillips. C'era Sean Mm, Phillips, uno dei più grandi chitarristi americani, c'era, Tony Walmsley e c'era Mark Harris, Mark altro Harris, pianista che suonerà poi, sì. e c'era un personaggio con la mamma napoletana, lui inglese, che era Paul Buckmaster. Mm, Paul Buckmaster è il più grande produttore inglese, e vi dico soltanto chi produceva. Paul Buckmaster produceva Aretha Franklin, produceva Elton John e produceva Miles Davis. addirittura. Allora, questo tastierista produttore che avevamo conosciuto e che conosceva, trovammo il numero di telefono. Allora con me collaborava Maria Laura Giulietti, che non c'è più, che è stata una grande giornalista e mi ha collaborato nelle produzioni. Trovammo il numero inglese, io ci parlai, Mm, e lui combinazione voleva fare una vacanza in Italia, a Roma. Allora lui era un imprendibile dal punto di vista economico, e io gli dico: "Guarda Paul, qui ci sta, proprio eccezionalmente per te c'è 1.000.000". mm, Allora 1.000.000 è come dire 10.000 € o 15.000 € di oggi. eh, Allora lui disse: "Ma sai, ma mo' fai trovà alla scaletta quando arrivo?" In semi-napoletano. Venne, a suonare con Tony e fece quel capolavoro di pa pi pa 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 mm. pi pa pa pa, che è Rosso Napoletano, che ancora oggi è uno dei brani più, e insomma, Tony andò in classifica. Ma io E questa Nepos Paul cosa si arricchì la di trovo straordinaria perché proprio perché è lo specchio di un'epoca, perché Rosso Napoletano è un disco fusion che cioè, suona quasi come Weather Report, cioè ci sta bravo, un Weather Report a Napoli praticamente. sì, bravo, E, e- anche perché, scusami, prego. hai beccato giusto, perché proprio i solisti che hanno suonato con Tony, c'era Bob Fix al Mm, sassofono, era come Wayne Shorter, no, sì, no. c'era alla tastiera, vabbè, Paul Buckmaster, ma c'era anche Gigi De Lienzo,
che io considero la spina dorsale di tutti noi. Gigi De Renzo è l'arrangiatore di Nero a metà, Sì, sì, di sì, Gigi De di Renzo è tante un insomma, notissimo bassista che poi è sempre spesso in coppia con Vitolo, Ernesto Vitolo, e sono con due. Ernesto che è stato un altro pianista di Tony Esposito, Io uno dei questi qua che hai citato tu, Fix, Vitolo, Napoli Centrale, poi hanno fatto parte di Napoli Centrale, no, sì, li ritengo proprio i caposaldi dei bravo, Nameless Power bravo, come bravo, musicisti, perché poi tutte le cose che hanno fatto ci sono anche loro. esatto. Bob Fix come sassofonista, poi in seguito è diventato un Un tecnico, tecni no, addirittura fa il un ingegnere mastering, del mastering, si, bravissimo, si occupa bravissimo. di mastering. E li fa in modo io l'ho intervistato di recente per il Corriere della Sera, nella mia rubrica nei Post Power, dove lui ha fatto questo racconto di questi anche lui è italoamericano, Mm. sempre musichiere, no, sempre musica continua a fa. Questa è la Però bellissima. musica che è arrivata in classifica e che è arrivata al successo nonostante fosse, diciamo, di nicchia, perché non credo che cioè, tu accendevi la radio e ascoltavi la Fusion negli anni nel No, 75. assolutamente, e diciamo è stato pionieristico. Senti un brevissimo, elenco degli artisti del Nepos Power. Allora, alcuni li producevo io ed erano Che poi appunto sta qua in questa, nella quarta, come si chiama? La quarta sì, di la copertina, parte di copertina, sì, sì. gli E li vuoi showman. leggere li vuoi leggere? Cioè alcuni li ho prodotti io, ma altri li ho aggregati nel movimento perché a me non interessava se ci guadagnavo o meno, ormai c'era un movimento che volevo mandare A avanti. me piacciono molto i nomi recenti che tu hai messo in questo elenco, perché ovviamente l'elenco inizia con gli showman, quindi sono un po' in ordine cronologico In questi ordine artisti, perché cronologico, bravo. gli NCCP, poi è bella pure questa idea di chiamare un gruppo di musica popolare NCCP, mentre in Avrai realtà capito PFM, bravo, hai capito il CCP, trucco. bravo. Genzenese Napoli Centrale, Alan Sorrenti, Pino Daniele, Edoardo Bennato, Iosanna De Simone, Tony Esposito, Tullo Di Piscopo, e qui ci sono tanti grandi nomi: Bennato, Enza Vitabile, Infantino, Franco Del Prete, Lina Sastri, Jenny Sorrenti, Way St. Just. Però a partire da Daniele Sepe, che è un collega sassofonista che stimo molto, Grandioso. iniziano dei nomi contemporanei, come ad esempio ci stanno i 99 Posse, gli Alma Megretta, Clementino. Quindi tu ascrivi al Napoles Power anche gli artisti che sono successivi al periodo storico del ventennio Sì, 70, 80, 90. sì, e c'è un capitolo nel Mm, libro che ho affidato a un professore universitario che è anche musicista, un sociologo, Lello Samonardo, mm, e il capitolo si chiama proprio, "Nuovi scenari metropolitani". ok. Ed è gli anni '90, le fabbriche occupate, e ci sono appunto quelli che hai detto, i 99 Posse e tutti. Perché poi già negli anni 70 il Sì. tema del metropolitano, della città, già era presente fortemente. Oggi Sì. con questa, diciamo, è ancora più forte e quindi gli artisti lo portano ancora avanti. Quindi secondo te il Napoles Power è vivo e invece Continua, io c'ho una frase: "Un nepospapero, puntini, puntini, continua". continua? Continua perché quello spirito di rottura che ha creato la musica del Golfo, a differenza dalle canzonette del Golfo, quella musica ha iniziato ha aperto una via che continua. Qualcuno fa rap, qualcuno rifà rock, qualcuno fa il cantautore, eccetera, e sono tutti diversi diciamo dalla canzonetta Sole, pizza e amore, oppure Pistole. Io per esempio sono molto critico con Geolier, ho Mm, fatto quando Geolier stava per vincere il Festival di Sanremo, il Corriere con cui collaboro da diversi anni, io collaboro col Corriere del Mezzogiorno, che è il Corriere della Sera Napoli, però dal Corriere Milano dissero: "Fai fare un pezzo a Marengo per capire, nel bene e nel male". Geolier, loro erano imbarazzati, questo stava per vincere il festival, se mm. ne parlava in maniera E compatta e tu che sospetta. posizione hai su Jolieve? Perché è Io molto ho questa discusso. io ho questa posizione, molto molto, critica. Sì. Allora io ho scritto ti dico quello che ho scritto in quell'occasione, che è un po' rappresenta un po' anche il mio pensiero anche attuale.
loro ho detto: "Geolier indubbiamente rappresenta il malessere, delle periferie. Mh. Lui è il portavoce di questo malessere. Proprio perché il portavoce, suo dovere è essere un buon maestro". Lui ha iniziato con dei filmati molto discutibili sui narcos coi mitra, e Napoli era un po' come quel, pistolettate, sparatorie fra bande, ma questo cattivi maestri, come a noi ci insegnavano che i cowboy erano i buoni e gli indiani erano i cattivi, far vedere e esaltare queste forme che esistono, è sbagliato se non c'è un intervento critico, nel senso, e al musicista portavoce, di centinaia di migliaia di persone, ha il dovere di prendere posizione in questo allora invitavo Geolier a, diciamo, a conclusione di questo suo successo come portavoce, anche di, dare dei suggerimenti, perché praticamente questi ragazzi, che è vero che non trovano lavoro, io me la son presa con le istituzioni. Dico: "Ce l'è il portavoce? Portavoce basta, è troppo poco, dovrebbe anche dare dei suggerimenti di uscire da questi destini di quartiere, no, per diventare praticamente, racconto questi fatti, ma, i fatti veri stanno altrove, cioè il lavoro". Allora tocca alle istituzioni, sia locali che nazionali, far sì che questi ragazzi sbandati alla ricerca di lavoro non trovino lavoro presso organizzazioni non istituzionali. Sì. È inutile che io nominassi Camorra, Mh. si capiva. Ecco, quindi questa è la mia posizione. Oggi lui ha un successo strepitoso, avallato anche da un personaggio che io non amo personalmente, anche se è un professionista, che è Gigi D'Alessio, perché è partito anche lui, insomma, va bene, insomma, Sì, lo da sappiamo da da dove altre amicizie, cioè lui da dove lui viene. faceva tranquillamente Cioè da un il ma ambiente viene da un ambiente dove certe cose erano inevitabili, esatto, inevitabili, però attenzione, perché, Pino Daniele, è un grande maestro di, suggerimento di evitabilità, mh, se vogliamo dire il contrario okay. di inevitabile, perché, non è vero, io cito un altro esempio, no, quando, faccio incontri per il Naples Power. Facevamo un programma io e Michel Pergolani, Demo, programma in radio, che scopriva i talenti semplicemente da un demo. E i Rai non volevano farlo assolutamente, perché erano o incisi male, dicevano, Mh, oppure non controllabili. Noi sono arrivati 80.000 demo, sono arrivati in solo per trasmissione. sentire. Ne abbiamo trasmessi 4.000, fra questi un gruppo napoletano, ehm, gli A67. Ci arriva il disco degli A67 e noi, alla fine dell'anno in cui ci arrivò, premiamo in una manifestazione i migliori, i più seguiti, i più ascoltati, senza fare X Factor, ma premiamo per meriti, insieme ad altri gruppi meritevoli di rock internazionale, fatto in Italia, premiamo gli A67. A premiarli viene in un locale il presidente della SIAE, perché noi riuscimmo a fare, SIAE per demo, un premio di ben 500 €. Fanno ridere, però sono un piccolo Lo butta lì. sostegno ufficiale dall'organo ufficiale dei diritti d'autore, che è la SIAE. Il presidente allora era un grandissimo autore, Franco Migliacci. Mh, E insomma, se pensiamo nel blu, volare, sì. insomma, Franco Migliacci. Franco Migliacci viene e nel portare questo premio dice: "Per me", e nel consegnarlo agli A67 di Scampia, eccetera, dice: "Per me è un onore, dare un premio a, ragazzi che grazie alla musica si sottraggono da un destino di quartiere". Allora, questa per me è rimasta una frase assiomatica. Quando di recente son stato, a Caivano, dove c'è Praticello, quel prete coraggio. Non voglio fare l'avvocato di Geolier, no, perché, No, magari ma io non ne ho parlato male, ho anch'io lo detto che critico, gli dico tocca. però anche lui forse fa lo stesso ragionamento, no, di essere venuto fuori dal quartiere, da Scampia, Diciamo che, quando è arrivato a Sanremo, mh, dovendo fare i conti col resto del mondo più popolare, ha cominciato a ragionare. Infatti ultimamente lui si rinnega è quasi reso si è i reso un primi po'. video, sì, sì, ma io
tra l'altro è un artista apprezzabile. Mh. Io, ho solo suggerito di Okay, fare okay, il okay. buon maestro, non gli ho detto che cioè non ho condannato la sua Tra musica l'altro, assolut ritornando sugli A67, sono un progetto molto bello che, perché facevano, non so se sono ancora attivi, una sì, sorta sì, sono sì, sì, di crossover tra rap e rock. E poi ci sono anche qui ci sta Vitolo sì. sicuramente, se non sbaglio, o forse anche De Rienzo, non ricordo, sicuramente Vitolo. Ehm, no, loro si son mossi Mm, sempre abbastanza mm, però sono vicini a questo comunque mm, per concludere questa storia della rappresentatività, quando siamo andati sono stato accompagnato da un altro artista, contemporaneo del Nepos Power che è Nando Misuraka, che è un mio stretto collaboratore tra l'altro. Siamo andati a Caivano, dove all'ingresso della città c'è un murale con 2 ragazze. Le 2 ragazze sono state buttate dalla finestra, perché volevano, un po' di libertà, no, sì. in questo paese c'è questo prete che viene minacciato, vive sotto scorta, pistole, mitragliate sulle vetrate della chiesa, eccetera. E lui ha creato un gruppo, come si dice, di rinnovamento morale con i giovani e fra Mm, questi c'erano dei ragazzini che cantavano. Noi siamo andati a pescare, abbiamo portato una 14enne al MEI di Faenza su un palco di donne che cantavano un po', insomma di voglia di libertà e di uscire. Allora, il famoso destino di quartiere, ecco, Pino noi abbiamo fatto nel nome di Pino, perché Pino, essendo nato in un quartiere molto popolare dove molti suoi amici, ehm, facevano quello che si riusciva a fare, la famosa arrangiarsi, o i ladri o gli spacciatori o peggio, e lui ha dimostrato che ci si può tirar fuori. O tutti non tutti diventeranno Pino Daniele, però perlomeno provare attraverso la creatività che non è solo la musica, è anche la pittura, è anche la danza, è anche insomma fare tante altre cose, no, ci si può la creatività può aiutare laddove la società non ti aiuta. ma questo è una grande verità, perché poi in questi contesti socialmente difficili sono sempre venuti fuori degli artisti eccezionali, perché tu hai citato Pino Daniele, ma anche James Senese, anche Mario Musella venivano da Certo, contesti tipo Milano, assolutamente. addirittura erano figli di guerra, cioè, Certo, certo, ma quindi questo come immaginerai insomma mm, questo nel è libro proprio ci sono è proprio proprio un questa storia. un Sì, sì, tratto sì. comune. Ma io avevo giusto perché stiamo andando un po' lunghi. Allora, giusto un paio una domanda proprio specifica sul Napolitan Power ti volevo fare, sul Napoles Power. Scusami, io lo chiamo Naples Power, sai perché? Perché Infatti questo ti volevo chiedere, perché io lo ecco chiamo allora Neapolitan Power, ti devo dire la verità, l'ho ecco ora sempre. ora Questo ti mi dico. piaceva chiarirlo. Ma è diventato, Mm, nell'uso comune, mm. qualcuno dice Naples perché, addirittura, Napoli in inglese, il termine poiché l'ho ideato io negli Sì, anni sì, sì. '70, ma il motivo era sarò rapido, il motivo era che, avevamo conosciuto, insieme a Tullio De Piscopo e ad altri amici, alla Rai di Napoli era arrivato Vinicius de Moraes con Toquinho. Mm, E, in quegli anni, il Brasile non era più identificato soltanto col Carnaval de Rio, ma con grandissimi artisti come Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Gilberto, lo stesso Toquinho, Miriam Makeba, cioè Miriam Makeba ovviamente associata a questa corrente di musica afro-cubana, che poi è la musica brasiliana vera. Allora, a questo punto che succede? Che Vinicius de Moraes ci raccontò che lui aveva tirato fuori e messo insieme quelli che rappresentavano anche la protesta contro le favelas, contro il disagio, contro la diversità e aveva creato la bossa nova. mm. Mettendo che io andai a casa e dissi: "Noi c'abbiamo Tony Esposito, Enzo Vitabile, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Napoli Centrale, Tullio De Piscopo, Iosanna, James c'abbiamo tutti questi artisti, quindi anche noi possiamo creare un movimento, perché Napoli è unica in Italia rispetto alla creatività. Poi nel libro c'è scritto anche storicamente perché, insomma, e creiammo questo Napoli
Power, proprio per poi si cominciò a dire, a livello più popolare, in qualche trasmissione anche Minà, sbagliando il nome, diceva Nepolitan Naples, ma il vero, movimento culturale è Naples Power. Ok, quindi Poi nella tua definizione si dice è Napoles quella Power. è quella che sta scritta sul libro, Sì, Napoli io apostolo. ho trovato nel corso del tempo anche alcune pubblicazioni che dicono proprio Napolitan. Poi chiaramente Neapolitan è la traduzione di Napoles, cioè... Sì. Vabbè, è un modo per mm, comunque diciamo, al di là di tutto, io personalmente, sono quello che ha aggregato questi artisti e che ha portato avanti questo movimento con questi mm, presupposti e continuo a farlo. ok. Continuo a farlo, adesso anzi annuncio che sta nascendo Sala Naples Power a Napoli, al Vomero, e che sarà la sede di questo movimento che negli anni '70 ho ideato. Io ti volevo chiedere un'altra cosa, ma per esempio, secondo te perché a Napoli c'è il Napoles Power e non c'è il Genovas Power, il Ecco. Venezias Power? C'è un capitolo iniziale che spiega perché a Mm. Napoli. La Allora, quindi risposta è per quella. sapere questo, ascoltatori, No, no, ma leggete... lo dirò, assolutamente. No, lo dico tranquillamente. Tra l'altro, come mi dice l'editore, i libri non si raccontano, si comprano, ma io, ecco, non vorrei usare un termine, io spesso gioco, perché sono sempre stato, dico una bestemmia, anticommerciale, nel Mm. senso proprio culturale del termine, ma mi piace dire, come una nostra concittadina molto famosa dice in una pubblicità: "Accattatevi". Accattatavillo. Allora questo discorso però non mi esime dal raccontare a questo punto, dunque la domanda che mi hai fatto è: perché Napoli? Allora io parto innanzitutto, nel libro si parte dal '500. Mm. Si parte da Villanelle e Moresche, c'è una musicologa, Anna Cepollaro, che racconta un po', raccorda diciamo, dalla nascita, dalla memoria dei primi canti napoletani fino alla canzone napoletana, fino a Naples Power, fa un po' l'excursus. Dunque Napoli è una città al centro del Mediterraneo e al centro del Mediterraneo sono venuti, gente di ogni tipo e di ogni razza. Qui è il discorso volutamente dico questa parola. I Saraceni e altri, mentre sterminavano tutte le popolazioni che tocca a Napoli, non li hanno sterminati i napole perché il napoletano è sempre stato accogliente o furbo. Mm. Anziché farsi massacrare e combattere, non è che andava lì a portargli le figlie da stuprare oppure, a dare il sedere, andava a cercare contatto e questo contatto ha fatto sì che anziché essere, soltanto anti e soltanto difensivo, si è assorbito. La città viene definita da grandi scrittori come Laporta, come altri, città porosa. Perché porosa? Non solo perché c'è il tufo, perché assorbe, ha sempre assorbito tutte le culture che arrivavano e le ha rimandate con la propria, Mm. cultura. Quindi è nata una vera commistione, io lo chiamo sana contaminazione, no, è nata proprio, a Napoli e non altrove. Allora, non ci dimentichiamo, il libro tocca un argomento molto importante, tocca l'invasione dei nostri cosiddetti alleati americani della NATO, cioè la NATO è stata importantissima nel bene e nel male nel Sì, porto di Napoli. Ecco, quando Napoli era come Gaza, nasce Tammuliada Nera, sì. che qualcuno diceva fosse razzista, invece no, raccontava, Mm. l'eroismo di queste, io le chiamo eroine, queste donne da cui sono nati poi i Senese e i Musella e gli altri. In quel periodo praticamente nascevano, sul porto tanti localetti diventavano accoglienza scendevano dalle portaerei, ce n'erano a volte 3, 2, 5.000, 5.000 giovanottoni, I famosi desiderosi club per gli desiderosi americani. di alcol, signorine, che erano così le chiamavano, le ragazze che accompagnavano, che intrattenevano, qualcuna si fidanzava, qualcuna si sposava, qualcuna intratteneva un po' più a lungo, questi ragazzi, e musica.
Molti scendevano col loro sassofono, con le loro bacchette, entravano nei locali e porte e suonavano Mette con mano. chi? Con Enzo Vitabile, Mh. con Toni Esposito, con Tullio De Piscopo, con, Roberto De Simone suonava il piano Honky Tonky, con Mh-mh-mh. questi praticamente, moltissimi, Musella e Senese innanzitutto, si recavano in questi locali e, davano la loro musica e come si dice, accoglievano l'arte. Quindi nasceva questo jazz rock napoletano unico al mondo. Allora ripartiamo la cultura della città porosa che Che creava assorbe. melodie, Mh-mh. ritmi africani, eccetera, e la cultura del basinato e allora nasce questa musica unica al mondo, come è unica, la bossa nova, come è unico se vuoi il tango, come è unico anche, la rumba, perché sono localizzate nei luoghi da cui nasce la musica. Ok, in conclusione, Renato, perché veramente penso che ti sto rubando troppo tempo. Allora, in conclusione, secondo te, oggi, parlando della contemporaneità, no, quale consiglio darebbe Renato Marengo per lanciare un artista? Quali sono le strade che secondo te possono portare a un'affermazione? Oggi, il discorso è diventato più complicato Mm, perché non esiste più la discografia. è questo proprio. Non esiste più il disco, esistono però per combattere, soltanto il numero di, follower o di reel che consentono a chi fa una musica un po' tutta uguale, un po' prefabbricata, no, quella che sentiamo spesso a X Factor, no, Sì. prevalentemente, che poi va anche a Sanremo e la chiamano musica di oggi, insomma una musica l'unico metodo oggi, fortunatamente, dopo il Covid, si sono riaperti le porte di locali, localetti, palchi e palchetti, suonare live. Quindi dice Oggi andare nei locali e farsi Oggi sentire dal è vivo. l'unica strada. Poi naturalmente grazie al web fare dei video, soprattutto io farei molto live, no, non farei proprio dei video prefabbricati, farei live di concerti veri e propri, fatti bene, e li metterei nella rete. Quindi utilizzare la rete con la propria musica, coi propri mezzi. Oggi basta un collegarsi all'impianto di ascolto, no, un cavetto si collega addirittura al telefonino e si può realizzare un proprio quindi io consiglio oggi, al di là di quelli fortunati che riescono poi a essere distribuiti da etichette, eccetera, quasi tutti in casa hanno il proprio studio, perché oggi lo studio lo si fa in maniera diversa, cioè più che suoni artificiali, cercare di fare suoni reali, Sono i realisti, veri. registrare dei live e immetterli nelle reti. Poi piccole trovate, anche fisiche, anche di grafica, eccetera, per stimolare l'ascolto. E questo è l'unico consiglio che oggi si può dare, quando c'era una discografia era diverso. Adesso non c'è più una discografia, è morta la Mm. disco ci sono però le piattaforme. Dalle piattaforme non è che si guadagni che 0,08 è poco, è quasi nulla, però si ha molta audience. L'audience va sfruttata in questa ripresa si suona anche nelle librerie quando si presenta un libro, si suona nei localetti, si suona basta, poi ai grandi palchi ci si arriva ovviamente, però Ma io bisogna mi chiedo se, perché oggi per esempio c'è questa immagine negli anni 70, persone sedute ad ascoltare la fusion, no? sì. Oggi le persone hanno una soglia di attenzione di 3 secondi, se non dici una cosa che li fulmina nei primi 3 secondi, non se lo vedono il video, non se lo sentono il pezzo, e, e invece, capito come si può uno Sì, porre ma di per fronte a il questa live è cosa? un po' diverso. Mm, Tu, il live lo vai a ascoltare in un posto dove scegli di andare, magari per bere, magari per mm. stare insieme agli amici, e quello che va sul palco e suona e si esibisce e canta o fa jazz, e ci sono moltissimi posti che ospitano jazz e fusion, Mm. forse più ancora No, dei ma il posti. jazz ha un grande mercato perché è diventato una musica colta e quindi per un periodo Ma nei faceva... luoghi del jazz si fa Mm, anche fusion, mm, sì. cioè diciamo i luoghi del jazz sono per una musica un pochino più,
dà attenzione raffinata, quelli di cui parlavi te. Mm. I luoghi per le canzoni o per la musica, diciamo, popolare o rock sono i locali, e adesso io non la faccio facile, la faccio anzi difficile, più difficile di prima. E poi ci sta la possibilità, streaming, di Mm. trasmettere con la propria, è sufficiente avere una propria pagina, no? Ci si fa una pagina e si mette in rete, e poi il resto è dovuto a tanti, oggi ci sono tanti modi per promuovere, no? Sì, Soprattutto in rete. Non sono immediatamente produttivi, però la professionalità, come sai, scavalca qualunque cosa, va avanti e si muove. Ci sono degli artisti che vivono soltanto di propri concerti, per esempio uno dei più grossi artisti che ho prodotto di recente, Antonio Onorato, che è un chitarrista strepitoso, il quale fa concerti nei luoghi del jazz, nei luoghi del rock, nelle librerie, e suona quasi ogni giorno. Ed è un mago della chitarra. Io ho prodotto un suo no, disco, ho lo conosco molto bene, guarda, perché il primo concerto jazz che ho visto nella mia vita, avevo tipo 12 anni, entro per caso in un teatro a Pompei e c'era Antonio Novato con Giomo Vesuso, con la sua band, che meraviglia. e con la chitarra a fiato, cioè ho visto sta cosa a 12 anni, mi ha scioccato. Diciamo, per chi non lo avesse ancora conosciuto, innanzitutto andatevelo a cercare in rete. Poi lui, poiché Pino Daniele è sempre stato conosciuto anche come grande chitarrista, bene, Pino Daniele chiamava a fianco a sé Antonio Onorato. Sì, sì, E sì. ho un articolo che ho fatto sul Corriere della Sera, dove c'è una foto di Pino che fa o il logo, i chisti o chitarrista. Queste sono le parole che aveva usato Pino. Sì, E da io punto di vista tecnico. nel salutarci e nel concludere, ti ringrazio per questa lunga ospitalità, No, ma grazie a te. no, e volevo dire che cosa succede. Oltre al libro, io ho voluto affidare una specie di testimonial diciamo del settore, del movimento, ehm, per non far litigare gli artisti fra loro, perché per esempio Eugenio Bennato, Lino Veletti e altri sono contentissimi di fare un omaggio al Naples Power e Mm. suonare anche brani di altri, però suonare brani di altri non è mai amato dagli stessi artisti. Allora ho chiesto a un super partes, Antonio Onorato, essendo un jazzista, un arrangiatore, un rielaboratore, ho chiesto di fare un disco che ho prodotto io, che omaggio a Naples Power. E questo disco lui, i più noti personaggi, cioè da Cummè di Gragnaniello a, che ti voglio dire, a Chiteno Mare di Pino Daniele, a Tamburiata Nera, insomma, lui fa un Tamburiata Nera che è diventato un hit internazionale. Praticamente lui dedica la sua chitarra, e io ho fatto all'interno del CD, dove si toglie il CD e c'è ho scritto una cosa che chi va a vedersela, e ho detto, se nel Golfo del Messico si affaccia Carlos Santana, nel Golfo di Napoli si affaccia Antonio Onorato. Ecco, questo è per me, è Fantastico. perché lui non ama i raffronti, Pat Medini, lui è veramente a quel livello. Ecco, Grande, grande. Va bene, allora con questo ci possiamo anche salutare. Io ti ringrazio, resto magari dopo qualche secondo che ci salutiamo off camera. E grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. E, ci vediamo presto. Ciao grazie a te. ciao a tutti. Ciao.